Bene raga, ciao a tutti, da Comandone Veneziano, siamo tratti su Formula 1 22 e adesso vi spiego anche perché siamo direttamente al Paul Ricard di Francia. Allora, Silverstone, qualifica, ottavo posto, dopo 2 giri mi tamponano fuori. Vabbè, ritiro, ci può stare Silverstone, una gara dove mi ritiro parecchie volte, purtroppo sono un po' sfigato. Austria, qualificazioni per la gara sprint, primo, grande pole position, la macchina ormai è veramente a grandi livelli in questo secondo anno. E gara sprint, rompe il motore, bestemmio, parto 22esimo, gara, recupero, sono allo circa al quinto posto, mi si rompe nel stesso componente cambiato. Tiro giù le madonne ai santi e comincio a dire non gioco mai più a Formula 1. Dopo un po' di calma, un po' di tutto, sono in ripresa, però non potevo caricare quei video, erano proprio abbastanza incommentabili dal punto di vista delle imprecazioni, quindi siamo qua con Ricard ancora con la pole position. Ragazzi, la macchina adesso c'è, dobbiamo solo sperare di non avere problemi meccanici. È prevista anche pioggia per la gara odierna, nell'ultima parte. Eccoci qui, il giro di formazione sta per iniziare e l'emozione cresce ogni secondo. Verstappen e le Red Bull hanno le hard. Chi di loro avrà ideato la strategia chissà chi, non c'è il chissà chi. Lo scopriremo tra poco. Non c'è il chissà chi. Chissà chi. Villeneuve sesto, avevamo bruciato anche Villeneuve. Mentre le auto prendono le posizioni sulla griglia, al contempo piloti e scuderie finalizzano i preparativi. È molto nuvoloso, la pioggia arriverà. Qui al Paul Ricard. Tensione altissima. Go, 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 go. Ok, il Cume tiene la posizione forse su Verstappen. Ok, Beppe. E adesso voglio fare la mia prima vittoria, ragazzi, dopo che poteva arrivare in Austria, arriverà in Francia. Adesso sono le mie gare favorevoli, queste devo sfruttarle. I componenti ci sono nuovi tutti. E andiamo a dominare il Paul Ricard, perché questo è il Paul e anche Ricard. Sarà dura, ragazzi, non sarà un dominio, anzi. Passo gara in Francia non è quello che ho in Austria. Verstappen subito ci prova. Ricordiamo che Verstappen però ha le hard, cioè, non può andare meglio di noi, cacchius. La prendo larga. Molto bene. Ok. Saranno 27 giri di paura, eh? La macchina la sento veramente bene, però, eh? Qui al Gran Premio di Francia. Teoricamente adesso le hard a livello prestazionale sono più basse rispetto alle nostre. Lungo, lungo, calma, Cume. Ma questa può essere la prima vittoria se non sbagliamo niente. Se la pioggia non romperà troppo i maroni. Ma la macchina è fortissima adesso. Corri, Cube, corri. Comunque 2 ritiri consecutivi pazzeschi a Silverstone, potevano andare a punti, ma là tamponamento e vabbè. Ma in Austria, ragazzi, potevo fare vittoria della gara sprint più vittoria della gara normale, vai. Ce ne stiamo andando, ragazzi, eh. Previsioni del tempo. Oi. Alla prossima sosta ai box apporteremo le modifiche all'ala anteriore. L'angolo sarà a +1. No, ma che Previsioni del tempo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Invece la pioggia è prevista.
Da questo Fastest giro del potrai usare Cume. DRS. Ricorda Fastest però che del è Cume. consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Va bene. 1,7 la max, quanto godo. Ma calma, manca una vita. In questa seconda stagione cumendiana. Tanto Villeneuve sale al quinto posto, bravo Jacques. E bravo Jacques. Per il momento stiamo guidando in maniera importante, in maniera eccelsa, in maniera fantastica. Occhio, è una curva che mi piace tantissimo, bisogna farla bene per guadagnare. Uno e 5. Siamo là, non stiamo dominando. Dai. Miglior ultimo settore. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Ecco. Pioggia tra 10 minuti. Cretinotto, mi dici che non è prevista pioggia, 10 minuti, comincia subito la pioggia. Pensavo più tardi, onestamente. Pensavo molto più tardi. Potrebbe essere una gara tranquilla. No, deve piovere subito. Che bello. Però siamo tranquilli comunque per il momento. Se riusciamo a essere così competitivi anche con la pioggia, la vinciamo, cazzo. Non può rompersi la macchina ancora, per piacere. Tanto Verstappen si fa superare da Sainz, ovviamente non può tenere a lungo con le gomme hard. Goku, Goku. Tutto ha fatto un errore secondo me. Le chance ci sono. Tanto Villeneuve ai box. Jacques sta entrando ai box. C'è un problema con le RS. Oddio. L'importante è che non sia il motore. Cazzo, ma sempre una ne ho. Anche Villeneuve ai box, ma secondo me mettono ancora le gomme d'asciutto. E devo tenere che se le gomme sono finite. Sono finite sì, cazzo. Mi era meglio mettere le dure. Ha ragione Red Bull. Ma ormai devo aspettare, se no so cazzi. Deve cominciare a piovere, per piacere. Comunque ritirato Ricciardo. Ok, tocchiamo ferro. Sembra che il guasto sia sparito. Che bello. Previsioni del tempo. La pioggia dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Dai che se riesce ce la faccio. Se le gomme non partono. Se le gomme non partono, dopo metto le gomme da bagnato, loro devono fare un'altra sosta e vado a vincere la gara. Dai. Ma deve arrivare sta fottuta pioggia. Ancora non piove purtroppo. Non vuole iniziare a piovere purtroppo. Mamma mia, le gomme sono a rischio foratura tra poco. Le due Red Bull hanno fatto la strategia corretta, zio Ken. Non piove.
Ancora niente pioggia. Speriamo sia una pioggia subito battente. Fa attenzione, le gomme si sono deteriorate drasticamente a questo punto. Lo so. Previsioni del tempo. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. La pioggia non arriva, siamo in ritardo. La pioggia non arriva, ragazzi, stiamo rischiando tutto. Gomme finite, gomme finite. Mi sto perdendo anche molto. Piove forse, no? Ancora no. Piove, piove, piove. Pioggia leggerissima, ma piove. Dai, ti prego, voglio in 2 giri la pioggia, se no so cazzi. Voglio pioggia pesante. Verstappen si sta fermando per il pit stop. Ok. Si ferma presto però. Se mettono anche loro le gomme da bagno da asciutto sono coglioni però. Verstappen con le medium. Verstappen con le medium. Non capire se non c'è la foratura, ragazzi. Quello è il problema mio. Io sto rischiando la foratura. Fastest di 85% di ritiro anche per Albon intanto. Mamma mia, ho le gomme distrutte, 85%, adesso devo pregare, se non è finita è questa, cioè non me ne sta andando bene una, porca puttana. Gomme intermedie. Tutti rimangono in pista, ovviamente. Le previsioni meteo dicono che tra 10 minuti la situazione peggiorerà. E mo vediamo se è fattibile. Farò fatica all'inizio. Però la pioggia è aumentata, la pioggia è aumentata. Dai, 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 che la vinciamo. Vediamo se la mia strategia è quella più corretta. Ancora la pista non è da intermedie. Speriamo. Niente più DRS, i commissari l'hanno vietato. Tolto gli RS, tolto gli RS. Bella situazione. Subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Questo può essere positivo. Devo stare attento e non consumare troppo le gomme, non bruciarle, perché ancora non è da pioggia. Non sono ancora da intermedie. Però. Non sto neanche perdendo molto, questo è importante. Con calma, Kuma, non aver fretta. Nessuno vai box. Nessuno vai box. Però secondo me stanno facendo fatica gli altri. Alla fine il ritmo c'è, Il problema è che abbiamo già le gomme usurate al 4%. E adesso piove, cazzo, però. Infatti vanno più lenti loro adesso. Dai che va lento qua Sainz Junior. Va lento Sainz Junior. Lungo. Mamma mia. Che cagata che ho fatto qua. Madonna. Il cagatone. Qualcuno vai box. Frena prima Sainz. Noi che abbiamo ragione noi. Dai che abbiamo ragione noi.
Abbiamo Perez davanti. La pista è più umida, la pista si vede che è umida adesso. E va nei box, va nei box. Godo come un porco, strategia perfetta. Jacques è ai box. Strategia perfetta per Veneziano che si invola salvo complicazioni verso la vittoria. Buono, buono, buono. Come godo. Libidine è purissima, ragazzi. Chiaramente non voglio safety car oggi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 12,9 secondi. Guarda quanto avevo guadagnato. 13 secondi. Ok, comunque l'altra sosta forse dovevo farla, Anche se manca poco alla fine. No, forse no, dai. Dai, raga. Tensione altissima, ragazzi. Leclerc sta un po' guadagnando, però, Carletto sta recuperando. Forse non abbiamo lo stesso ritmo con la pioggia. ...11 secondi, infatti, abbiamo perso 3 secondi, abbiamo perso. Go Kume, go go go, Kume go. Perfetto, dove sono Leclerc? A un passo superiore al mio e sta un po' arrivando. Ok, il distacco da quella dietro è 5,9 secondi. Dobbiamo fare un doppio podio, primi e terzi, speriamo. Speriamo, Beppe. Calma, Kume, calma. Relax, Kume, relax. Ok, abbiamo 9 da Villeneuve, 5 da Leclerc. Leclerc vola sul bagnato, Siamo vicinissimi, pochi chilometri separano il Kume dalla first win in the world. Vai ragazzi, portiamola a casa dopo tanta sfiga. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Tensione alle stelle. Ok, siamo all'inizio dell'ultimo giro. E Leclerc furioso sta arrivando. Sei all'ultimo giro. Il fastest è di Jacques. Il fastest è di Jacques. Mamma mia come piove, signori. Qua è quasi da full wet,
Lungo, lungo, lungo. Faccio molta fatica adesso. Il distacco da quella dietro è 4,3 secondi. Pochi metri separano Veneziano da un successo meritato e da un doppio podio Ardite GP mostruoso. Dai Kuma, involiamoci verso l'Eternity Glory. O l'Eternity Glory, lasciamo la scelta in inglese che ormai è sempre più vicino. Dai ragazzi, dai ragazzi! Dopo le schifezze delle ultime 2 gare non registrate per problemi di insulti pesanti al mondo. Ultime curve, signori. Final curve, dai! Dai che finalmente ci siamo. Madonna, Leclerc è vicinissimo però. Sotto la pioggia non siamo competitivi per il momento. Da Villeneuve ho perso poco, dagli altri poco, ma da Leclerc ho perso tantissimo. Attenzione, final curve. E signori, per Veneziano è il primo successo in carriera, la seconda stagione. Winner, 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 yes! L'abbiamo fatta, sì! Sì! Che guida splendida, hai vinto la gara. Finalmente, finalmente, sotto una pioggia atroce. Leclerc pilota del giorno. Bravo, bravi ragazzi. Gara ottima e una vittoria schiacciante Finalmente. a Paul Ricard. Secondo te qual è stato il fattore chiave di questa vittoria? Mantenere le gomme in temperatura sul bagnato è stato determinante. L'aderenza Primi e è sempre terzi. scarsa in questi casi, ma con gomme fredde Oh, è che 10 belle volte scene. peggio. Per questo oggi chi è riuscito a tenerle alla giusta temperatura ha avuto un notevole vantaggio. Ecco i primi tre Vai. che si fanno strada verso il podio per festeggiare un'altra fantastica giornata di Formula 1. Guardalo. Oh, adesso champagne. Oh yes, baby. Oh yes. Molto Diamo una bene. occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Allora. La gara di oggi ha ridotto il distacco tra il Ok, primo settimi posto e il ottavi resto dei siamo. piloti, passando al pilota Leclerc del e giorno. Verstappen se la stanno Ufficiale la tua giocando. scelta. Costruttori, Per quanto mi quarti. riguarda, il mattatore di Perfetto. oggi Il è mattatore. Voglio anch'io essere un po' mattatore. Boom. Grandi ragazzi. Quanto godo. Libidine è purissima. A tratti atroce. Rinnoviamo lo sponsor. Ok. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica. Perfetto. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Qua siamo pieni di soldini. Completato. Ormai siamo la prima scuderia come prestazioni, eh? Motore. Godo. Ok. E qua facciamo tutto alla fine, ovviamente. Ragazzi, salutiamo, non è prevista pioggia per la gara, sempre solo da parte delle prove libere 2. E niente, la prima vittoria e godo. Raga, saluto il commendatore veneziano. Ciao!